Buongiorno cari amici, benvenuti anche a questa live veloce di qualche minuto per spiegarvi un po' gli incantesimi e i riti operativi e la mia maglietta da 1 euro trovata al mercato. Chiaramente questa maglietta costava di più nelle boutique, ma naturalmente il Marietto ha sempre l'occhio vispo e ne ha prese due, una bianca e una nera, e per fare il blagueur la metto su. Bene, parliamo non tanto della maglietta, ma della differenza sostanziale fra gli incantesimi e i riti operativi di alta magia operativa. La prima cosa che dovete capire è che gli incantesimi teoricamente li possono fare tutti, a parte che devono essere sempre protetti, mi raccomando, da cerchio di fuoco l'operatore e ovetto colorato, e poi mettersi sempre in tutti i circuiti di protezione che mi ha detto dà gratuitamente il sito capitano.interviste. Fino a qui ci siamo. I riti operativi di alta magia ci sono. Ciao Maria Gesualdo, grazie di esserti collegata. Ci sono due tipi: quelli che vanno a cercare di farsi notare i maghi da entità altissime, no? E quelli che invece vengono anche chiamati riti operativi di basso astrale, o alcune volte nella religione cattolica li chiamano riti satanici, che poi non è nient'altro che andare a cercare di fare un patto con le forze del basso astrale, che in questo mondo, in questa realtà, hanno un grandissimo potere, proprio perché fondamentalmente il loro scopo è tirare sempre più giù le persone. Alcune volte ci contattano delle persone che magari non sanno come lavoriamo e chiedono se li facciamo gratis. Allora, prima di tutto non c'è niente di gratis, non siamo qui a perdere tempo. Generalmente lavoriamo da professionisti al 99,9% per multinazionali, uffici, persone chiaramente liberi professionisti e quant'altro. Quindi di gratis non c'è niente, al massimo una maglietta da 1 euro del mercato, questo sì. Quindi i riti operativi di alta magia hanno dei costi importanti: materiale, luogo consacrato, cioè candele consacrate, conoscenze importanti, roba del genere. Invece gli incantesimi, in un certo senso, dopo le varie dovute precauzioni, come si suol dire, di protezione, fondamentalmente li possono praticamente fare tutti. Purtroppo nei vari social la gente non ha capito la differenza sostanziale tra un incantesimo, no? Che ha la sua potenza e i suoi risultati, però chiaramente lavora con energie nettamente più basse che i riti operativi. I riti operativi hanno storie di 6.000 anni, i più vicini. Infatti, come si suol dire, per creare un sigillo di Salomone si va dietro minimo di 6.000 anni. Quando invece si va a cercare riti caldei o riti egizi, si va anche verso 26.000-30.000 anni. E capite che quindi il peso, no? La forza, le conoscenze e le competenze sono totalmente un'altra cosa che invece seguire un incantesimo detto dalla prima che si sveglia la mattina e magari è stata astuta a andare sui vari social a gridarlo. Quindi ci sono due praticamente ciao Nicola, grazie di esserti unito a me. Quindi ci sono due, anzi tre filoni: quelli che comprano la maglietta da 1 euro al mercato, no? Poi ci sono quelli che fanno i riti operativi o li commissionano, e poi ci sono quelli degli incantesimi, no? Che vanno come cavalletti da un gruppo all'altro pensando che le cose siano facili. Vi ricordo sempre il vostro maglietto: chi fa riti operativi alti, di alta magia, chiaramente ha bisogno di 9 mesi per veramente vedere dei frutti importanti. Quando il rito è lanciato a livello di magia alta, la cosa sicuramente mal che vada funziona bene. Quando invece uno vuole risultati veloci a buon mercé, può usare o gli incantesimi o riti di magia bassa, voodoo, macumba, insomma tutte quelle cose che girano oggi sui social, che basta cliccare 2 volte e uno pensa di camminare sull'acqua. La cosa che dovete sapere è che questi portano basso astrale, cioè non c'è niente di gratis. Quindi il nostro maglietto vi consiglia magliette da 1 euro, al mercato massimo 2. Poi, se siete fortunati, uno, tirate il prezzo. Poi, invece, per i riti operativi di alta magia, su quelli si va sul sicuro. Invece, sugli incantesimi, se non seguite le varie pillole che ha fatto il maglietto, quindi
varie, come si dice, preparazioni con cerchio di fuoco, ovetto colorato, i vari circuiti radionici. Quando fate un incantesimo tout court prima di aver incontrato Marietto Veneziano, molto probabilmente avete anche fatto un'invocazione e quindi vi siete preso un pacco che non sapete ancora dove andrà a finire. Altre cose importanti che quando ci contattate dovete sapere che se volete dei consulti professionali sono 20 euro 45 minuti, perché alcune volte ci contattano alcune persone che hanno magari visto nei social altre persone che avevano il bollito o la sigaretta, sapevano cosa fare, gli dicevano 2-3 sapete, fantasie e pensavano che fossimo di questo stile. Noi lavoriamo con l'alta magia operativa, ci sono dei costi importanti, importantissimi per capire, conoscere e mettere in atto e studiare certi riti, ci vogliono decenni, non è che si va sul social e il primo che fa un puffetto la mattina e diventa un incantesimo tutti giù a capite come quelli delle paroline che pensano di fare. Attenzione, attenzione, la maglietta da €1 potete comprarla, ma le paroline ripetute tante volte creano un'egregora, no? E l'egregora poi vi porta sempre in basso astrale. Generalmente tutti quelli che hanno grande seguito, tutti quelli che non spiegano di mettere protezioni, alla fine della fiera, della giornata, cioè magari a 40-50 anni, cominciano ad avere un calo prestazionale di vibrazioni perché sono stati risucchiati e di conseguenza la maglietta da €1 se la compra il marietto, ma loro andranno purtroppo all'ospedale. Cioè purtroppo è così la storia, il marietto ne ha visti, tutti partono incendiari e poi tentano di diventare un pompiere. Quindi il vostro marietto vi consiglia, se volete operazioni serie, se volete, perché costa un sacco di fatica fare queste operazioni, alzarsi di notte, colore giusto, il tempo giusto, il genio giusto, la fase lunare o planetaria giusta, sono tutti impegni importantissimi, l'abito giusto, la spada giusta, il cielo giusto, tutto, no? Deve in un certo senso combaciare e funzionare per avere il massimo risultato, se no l'incantesimo ci mettiamo lì, accendiamo il registratore e via. Allora, prima cosa che dovete imparare, magliette da €1 al mercato del Marietto, che va bene con tutte le stagioni. La seconda cosa è che gli incantesimi li possono fare tutti, l'importante è di avere tutte le protezioni, ma attenzione che alcuni incantesimi, se non sono fatti con le adeguate protezioni, portano nel basso astrale. Qui lo dico, qui lo nego, perché poi non voglio che la gente che va nel basso astrale viene a dire, ma mi hai detto quel giorno non poteva dirlo, io qui lo dico, qui lo nego. E la cosa importante è che i riti operativi che si fanno, alcuni hanno più di 30.000 anni, che sono gli egiziani, non si può dire, 26-30.000 anni fa. Quindi questa è la differenza sostanziale. Quindi ci sono questi tre filoni, quelli che vanno al mercato magliette da €1, quelli che seguono il marietto e sanno che i riti operativi di alta magia hanno dei costi importanti, degli orari importanti, delle tempistiche importanti, anche i sigilli sono cose molto molto importanti, quelli salomonici, fatti bene, perché sennò si stampa giù, si mette e poi non funziona. E invece gli incantesimi li possono fare tutti, però ricordatevi che il 90% sono invocazioni, quindi lasciate stare il miele e le cose così che alla fine portano sempre in certe direzioni. E non c'è nulla di gratis in questo mondo, ve lo dice Marietto. Quindi se contattate Oldegard Marietto Veneziano, se non avete 20 euro e PayPal o vari conti, lasciate stare che non ci interessa, vi consiglio una maglietta da €1 al mercato, oppure i vari social che danno le paroline, le genesi, insomma quei numeri che arrivano dall'Oriente, no? Capite quelle cose lì che sono cose da New Age fatte 30 anni fa. Noi lavoriamo con materiali di 30.000 anni fa e qualcosa vorrà dire se sono arrivati fino adesso. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi dedicato questo spazio, nel senso che mi avete seguito. Il Marietto ne ha un'altra di maglietta da €1 e potrebbe farvela vedere. Grazie, adesso lo dico in modo scherzoso e ci sentiamo alla prossima live. Grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.